Questa sera ospitiamo con grande piacere Paolo Rumor, proficuo scrittore, perché al suo attivo ci sono altri libri, di cui poi Mario darà una breve excursus. E questa sera presenta questo libro, che non è propriamente un libretto. Normalmente, tante volte, si presenta in libreria con libri da 100 pagine, 120 pagine. Invece questa è la storia di una vita e si intitola La paginetta. Adesso vi verrà spiegato anche perché. E ringrazio Mario Bagnara che si presta a fare da conversatore e introduttore, ringrazio tutti voi, vi ricordo ovviamente che il libro lo potete trovare alla cassa della libreria, al piano terra, e che naturalmente l'autore, come si suol dire, sarà disponibile per gli autografi. Una cosa promozionale, così tanto per ricordarvelo, siccome anche noi ci adeguiamo alle orrende abitudini che ci insegnano gli operatori online americani, noi invece di fare un giorno facciamo 4 giorni di sconti al 15%, quindi se comprate questo libro oggi lo avrete anche scontato. E grazie ancora a tutti voi che siete venuti così numerosi. Passo la parola a Mario o a Avvocato, basta aprirsi il microfono. Parte esordisce. Allora, sì, grazie. Buonasera a tutti, allora grazie di essere intervenuti. Per spiegare come nasce questo libro mi servo di un esempio, di una similitudine più grande. Allora, io credo che tutti quanti noi nella vita, chi più chi meno, acquistiamo col tempo delle abitudini di qualsiasi tipo. Per esempio, passeggiamo per una strada posto che un'altra, indossiamo un capo di vestiario con un colore invece di un altro, andiamo in un luogo di vacanze preferibilmente rispetto ad altri e gli esempi si sprecano. Questo meccanismo, dicono gli psicologi, serve spesso per riattualizzare una situazione che nel passato c'era stata particolarmente cara, o riguardava una persona che aveva passeggiato con noi, si era fermata con noi in quel luogo, e che quindi serve a rivitalizzare quell'incontro, a restituire un colore a queste impressioni. Ho fatto questa premessa per spiegare che questo meccanismo si è consolidato nella mia vita quanto alle abitudini di scrivere spesso, e credo di spiegare in questo modo l'inizio. Era l'estate del 1960. Io avevo 14 anni, la terza media appena conclusa, abitavamo in campagna, qui a Tormeno. Il mio papà, forse per abituarmi, per facilitare, per far sì che io avessi una migliore esposizione nella scrittura, mi aveva prescritto, uso questo termine che è improprio, mi aveva suggerito, diciamo, di scrivere ogni giorno qualcosa, una pagina e mezza all'incirca, da chiamarlo una paginetta. Io ho cominciato quell'estate e, in virtù sicuramente della grande considerazione che avevo per questo genitore ammirato dell'opinione pubblica, con grandi impegni che faceva assurgere nei miei confronti una figura stratosferica, gigantesca. In virtù di questo ascendente ho cominciato e non mi sono più fermato. Mi sono fermato 2 anni fa, quando ho preso
coscienza che questo modo di fare, questa abitudine, in qualche modo mi teneva agganciato a un passato che non aveva più significato. E mi sono chiesto cosa fare di queste centinaia, devo dire migliaia di scritture, di paginette. E intanto ho cominciato a ordinarle, a scegliere quelle più significative, quelle che avevano un significato per me. Nel fare questo esercizio, questo più che esercizio, nel fare questa revisione, mi è venuta chiara la situazione per cui ho capito che dietro a me, che sono il personaggio principale di questi scritti, o dietro alla mia famiglia, si muoveva tutta una serie di altri personaggi che erano la città di Vicenza, la campagna, la montagna, episodi, situazioni, stati d'animo. Cioè, io ero l'attore principale, ma dietro a me c'era una serie di personaggi, di comparse, che mi dispiaceva lasciare in disparte. Per cui ho deciso allora, con questi libri, questi racconti selezionati, di fare un libro. Nel fare un libro, nel selezionare queste scritture, mi è apparso anche un altro aspetto della vita trascorsa. Il fatto che io mi sono confrontato praticamente quasi sempre con il padre, con un padre molto importante, ma troppo importante per me. Importante ma inarrivabile. Per cui credo che il comporre un libro con queste scritture, rivitalizzare la famiglia, sia stato un modo per riaffermare la mia persona, un modo per riacquistare uno spazio che non avevo o non mi sentivo di aver avuto da giovane o più tardi. Ho restituito anche lo spazio a Vicenza, ai suoi abitanti, alla provincia, alla campagna, alla montagna. Con questo libro, in sostanza, mi sono costruito una barca del tempo. Io uso questo termine perché effettivamente, psicologicamente, come si vuole, mi sono proiettato nel futuro. Io ho passato i 70 anni, quindi per me questo problema si pone, ma il tempo per me è sempre stato un elemento importante, un elemento imprescindibile. Perciò questo libro è diventato proprio un modo per non scomparire, ecco, lo dico chiaramente, per lasciare una traccia, piccola o grande che sia stata, la traccia di un uomo che dietro di sé ha una traccia più vasta di tanti altri uomini, di una società che nel frattempo è molto cambiata, irriconoscibile direi. E chi avrà voglia di leggere il libro, così, soprattutto chi ha una certa età, come me o qualcosa del genere, si riconoscerà in queste scritture, perché sono
gli ambienti che abbiamo vissuto dagli anni 60 in poi, che sono scomparsi totalmente perché la Vicenza di allora non esiste più, non esistono più i modi di pensare, i modi di fare, i giovani sono completamente diversi dalla mia generazione. Io credo che questo libro sia, non solo come è stato per me, ma per chi vuole leggerlo, un modo per riconoscersi, per rimanere nel presente con la coscienza di quello che è stato nel passato. E poi termino, grazie. Anche da parte mia un saluto cordiale. Funziona? Un saluto cordiale anche perché mi trovo ad essere stato invitato a presentare anche, dico subito anche, questo quarto volume, che poi in realtà sarebbe il quinto volume, perché il primo è stato L'altra Europa ancora nel 2010, quindi quando ancora non era l'avvocato Paolo pensionato da maggio 2011. Come spesso succede, naturalmente il pensionamento dà una spinta a qualcosa che magari era già implicito nella propria natura, nelle proprie abitudini, e scopriamo con questo volume naturalmente che c'era una bella e consolidata tradizione, che poi non credo sia stata proprio la decisione autoritaria del papà, grande avvocato Giacomo Rumor, che molti ricordano, vivendo anche uno strettissimo collaboratore, e quindi insomma un personaggio che poi era una specie di replica della figura precedente che era suo bisnonno, l'altro Giacomo Rumor, l'imprenditore soprattutto dell'editoria, della stampa, fondatore di tante istituzioni. Suo papà poi credo non ci sia stata istituzione nella quale non si sia trovato o a livello apicale di presidente, come la Camera di Commercio, o a livello perlomeno di vicepresidente, fiera, eccetera, eccetera. Quindi siamo di fronte naturalmente a una tradizione familiare particolarmente significativa nella storia di Vicenza. Credo che sia stata proprio la sua anche natura. Naturalmente il padre avrà avuto il merito di decidere, per chi magari avrebbe potuto decidere anche da solo ad un certo punto, ma però ha incontrato una natura portata a documentare. E dopo preciseremo appunto che non è un diario, questo come potrebbe apparire. E c'è stato questo primo volume che poi ha avuto una riedizione però nella successione dopo altri 2 volumi, quindi il terzo volume della serie più vicina, perché il primo è stato invece un documento storico della famiglia Rumor tra legami privati e impegno civile, e lui è arrivato addirittura a risalire a una lontana origine dei Rumor venuti nel Vicentino, partendo addirittura dal 1420, dove si trova documentato un certo Jacobus, il primo Giacomo di una lunga serie che ha avuto una conferma attraverso i secoli, per arrivare poi al secondo volume, che è stato appunto L'altra Europa, che è stata presentata pure dopo il primo nel 2016 sempre alla Biblioteca La Vigna. Ecco perché mi ritrovo ancora per l'ennesima volta a conversare con lui e di lui, e quindi
l'altra Europa, pubblicato nel 2017 e presentato poi nel 2018. Però indubbiamente nella rassegna di questi volumi c'era stato anche successivamente un altro importante, che era Un mondo diverso, un libro più impegnativo. Nell'altra Europa, nelle due edizioni, ma soprattutto nella seconda, naturalmente si arriva a toccare anche le problematiche, o direi quasi definire i misteri o le macchinazioni sotto un certo punto di vista di questa Europa unita, che è stata pensata, ideata attraverso meccanismi che non sempre è facile comprendere, al di là naturalmente delle circostanze che vengono rivelate, e quindi poi c'è stata appunto la seconda edizione dell'altra Europa, presentata a Lavigna nel gennaio del 2018, e quindi nel settembre dell'anno scorso appunto Un mondo diverso, dove attraverso approfondimenti di studi di natura antropologica, perché l'antropologia è stata una scienza scoperta dal Paolo, interessato naturalmente a letture particolarmente impegnative, e quindi un'altra bella sintesi, frutto naturalmente di ricerche documentate. E quindi questo è il quinto volume, per l'esattezza. Per restare nei titoli, è il quarto volume, che come dice già nell'introduzione l'autore, l'ha precisato anche prima, non è appunto un diario. Perché non può essere considerato un diario, anche se ci sono le date precise di queste annotazioni? Dice: non è un diario, ci sono momenti in cui mi nasce spontaneamente il bisogno di scrivere, altri in cui apparentemente non ho nulla da dire, ma una volta aperte le pagine salgono da dentro quasi come un riflesso condizionato, sensazioni che chiedono di essere fissate. Quindi sono più che notizie, più che episodi, più che particolarità della sua biografia o della sua autobiografia, situazioni che si vengono a creare, per cui non ha la fedeltà di scrivere la paginetta alla fine della giornata o di una giornata in maniera regolare, ma si permette di lasciar passare giorni. Vedremo che poi nel contesto di queste paginette, le 500, perché mentre prima era rimasto intorno alle 300 pagine, massimo 370, qui arriva a 500 giuste, che è l'ultima pagina. Poi c'è la numerazione anche delle pagine di copertina, per cui si arriva a 504, però l'ultima pagina è proprio la 500esima, e sono pagine intense, pagine molto, molto zeppe, però scritte con questo bisogno di testimoniare un qualche cosa, non diaristicamente, ma oserei dire secondo quello che vi detta la mente e soprattutto il cuore. E quindi c'è ovviamente uno stile che si avverte subito fin dall'inizio, particolarmente immediato, e quindi una spontaneità che diventa una composizione piacevole. Per cui io, che ho scorso, questo l'ho letto attentamente tutte le righe, posso dichiararlo, è in fretta perché l'ho avuto 9 giorni fa circa, e quindi l'ho dovuto leggere, però naturalmente è stata anche un bel impegno questa lettura, però ho potuto leggerla anche perché mi ha preso nei miei interessi, nelle mie curiosità e anche, devo dire, nella mia emotività, e riesce ad essere, possiamo dire, accattivante come impostazione, come esposizione anche dal punto di vista stilistico.
Ed allora uno si domanda, ma perché ha sentito il bisogno di questo volume? In parte l'ha già spiegato, però per me questo volume assume anche un significato particolare di una specie di un tessuto connettivo, cioè una specie di plafond o di un mosaico che permette a tutte le tessere precedenti degli altri volumi di essere collocate al loro posto e quindi di capire anche il significato di quello che magari abbiamo letto nei libri precedenti. Quindi diventa un tutto armonico, un tutto organico che permette di cogliere o di riscoprire anche quello che avevamo naturalmente apprezzato precedentemente. E quindi possiamo dire è una specie di autobiografia con difficoltà più che con situazioni di serenità e piacevoli, perché naturalmente la sua vita è stata una vita piuttosto tormentata, mi passi questo termine, anche nella esperienza scolastica che è stata vissuta nel contesto cittadino, però poi anche tormentata per vari altri aspetti che chi avrà il piacere di leggere potrà approfondire e anche sotto un certo punto di vista apprezzare. E come diceva prima, ha sentito il bisogno di documentare quello che era un passato, però io devo dire che forse ha sentito il bisogno di rendere anche un servizio per non perdere la memoria anche di altri o di altre persone, di altri, anzitutto i familiari più diretti e poi anche di tutto un contesto sociale, cittadino, ma non soltanto cittadino, ma anche regionale, ma anche italiano. Se poi riandiamo ai volumi precedenti, qui si capisce anche perché ci sono i riferimenti ai rapporti internazionali. Io ricordo di un'altra fonte precedente che qui trova anche giustificazione più piena i rapporti del papà con il cardinale Martini, assistente della Fucci allora, prima dopo è diventato cardinale, ma un cardinale americano, Spellman ad esempio, un input che arriva, e quindi è un mondo molto ampio e molto complesso che qui viene visto però non più sotto l'ottica di una documentazione che dichiarava precedentemente in altri volumi è ben conservata e ben posseduta, ma una documentazione e una testimonianza che diventa di tipo intimistico e quindi assume un significato particolare, cioè un significato più profondo, un significato sicuramente diciamo notevole per rendersi conto quali siano stati i momenti significativi, importanti, non tanto e solo della sua famiglia o delle sue famiglie, vi ho detto, partendo dal 1420, con tutta la successione ben documentata. C'è un documento proprio di un notaio, naturalmente, e quindi le origini dall'Alpago sono abbastanza chiaramente testimoniate, fino quindi a una realtà che è molto più vicina a lui. Ed allora possiamo dire, parlando della famiglia, parlando della sua famiglia, delle sue vicende anche familiari, compare anche qui un quadro storico-politico, sociale, potremmo dire anche culturale nel senso più ampio del termine, che queste paginette nella loro semplicità e possiamo dire anche nella loro forse in qualche momento ingenuità riescono a testimoniare da un certo punto di vista che non esclude però la possibilità di allargare l'orizzonte e di capire il perché di certe reazioni che si venivano a creare in famiglia
in determinati ambienti, in determinati periodi, anche per quanto riguarda per esempio il rapporto con i genitori, con la mamma bresciana, insegnante elementare che a un certo punto sente il bisogno di ritornare all'insegnamento e quindi rischia di sottrarsi all'attenzione affettuosa nei riguardi dei figli. Aveva 2 fratelli, Cesco e Nico, naturalmente, che hanno pure le loro vicende, che però per lui rappresentano anche dei momenti di gioia, in modo particolare con il fratello Cesco, le scampagnate, le escursioni in montagna, le perlustrazioni nelle grotte dei Colli Iberici, cioè una vita avventurosa, con dei mezzi di locomozione, possiamo dire, che creavano anche problemi, però c'era, a un certo punto ricorda l'escursione a Campogrosso con la 125 che non riesce a capire come non faccia scoppiare, ecco, per l'impegno che naturalmente doveva esprimere per portare i 2 adolescenti, i 2 giovani che volevano naturalmente conoscere il mondo naturale. E in questo contesto naturalmente ci sono anche le vicende familiari, c'è una crisi familiare che poi si risolve con un'altra bella soluzione, e qui abbiamo presenti anche 2 figure che sono dominanti in questo contesto delle varie paginette, Valeria e soprattutto Clelia, la tenerissima Clelia, la figlia. Manca il terzo, Ecco. non l'abbiamo potuto portare. Benissimo. Ecco, il terzo, ce ne sarebbe anche qualcun altro, ma comunque adesso non insegniamo nei particolari, però nel volume devo dire che c'è un rapporto molto tenero, probabilmente di una preoccupazione da parte di un genitore di non privare i familiari della seconda generazione, possiamo dire, o il secondo periodo, di quell'affetto di cui si è sentito un po' depauperato, come ha ricordato lui stesso, per un padre impegnatissimo nelle pubbliche istituzioni, che ritornava alla sera e quindi veniva naturalmente informato di come fosse andata la giornata, però sempre con il tempo molto molto limitato. E qui si genera anche un rapporto tra lui e i genitori abbastanza conflittuale, proprio per questa mancanze di attenzione che si sono un po' accumulate, e quindi naturalmente viene ad essere aggravata una certa crisi dei rapporti anche per una disavventura al liceo classico, alla quinta ginnasio, che vede con, diremo, attenzione particolare, con una critica che rischia esageratamente, io dico da insegnante, da dirigente scolastico eccetera, esageratamente rivolta a tutto il mondo della scuola, per cui naturalmente i vari insegnanti, che poi sono stati tra l'altro anche colleghi di insegnamento e di gaffetta miei, e quindi comunque è su tutta la scuola, ma non tutta la scuola, però anche qui bisogna fare delle belle distinzioni. Una scuola che sembra però essere recuperata e migliorata negli ultimi periodi, soprattutto nelle esperienze di Clelia qui presente. E quindi è un mondo, come dire, simpatico, perché finisce per essere, diremo così, prendere un'animazione del tutto particolare, il mondo familiare. Però nella famiglia sua, a un certo punto, fin dall'inizio, quindi fin dai tempi del Tormeno, e qui il Tormeno è la pagina anche iniziale, ha un'importanza, possiamo dire, fondamentale. Il Tormeno, per dire poi naturalmente lo studio o le residenze in città, oppure lo studio che era del papà proprio sul fiume, sul Pacchiglione, a Ponte Pusterla, con il fiume, con il suo fruscio delle acque,
che definisce ad un certo punto anche il canto del pacchiglione che lo accompagna, che lo ha accompagnato per lungo tempo, ma poi lo sguardo naturalmente si amplia a un orizzonte molto, molto più ampio e quindi va anche alle montagne, alle prealpi, a tutti i colli iberici perlustrati anche nelle località più riposte e anche più difficili. Però accanto a questi familiari ci sono gli animali. Questo mi ha colpito molto nella lettura di queste paginette, in modo particolare la categoria dei cani, e allora diventano dei personaggi, devo dire, amati e personaggi anche affezionati. Ricordo la gaina del Tormelo, ricordo la chica, l'animale che subentra quando arriva naturalmente un altro personaggio importante della famiglia, attualmente sepolta a Carcona e che riceve gli omaggi funebri, direi annuali. Ma c'è anche un altro cane, il Pacchi, un maschio finalmente, che segue il suo padrone, che segue la famiglia con una fedeltà incredibile, cioè sono esseri viventi nel vero senso della parola. Ma non sono soltanto questi animali, sono le rondini. Quante volte nomina le rondini in questo contesto paesaggistico, di città naturalmente, oppure al Tormelo, quando aveva la possibilità adesso di vedere da lontano, ma una volta di frequentare direttamente durante il periodo estivo, ma anche gli animaletti, anche il ragno, perché ogni tanto improvvisa dei dialoghi teneri, affettuosi, con degli animaletti o con degli animali. C'ha una bella capacità di dominare l'esposizione, con questa originalità di interrompere la descrizione e di intavolare un dialogo. Mi ha colpito gli occhietti del ragno, mi hanno colpito gli occhietti del ragno che osservano e commentano, oppure una tarma, che è forse più corretto definire tarlo, di una trave, che hanno una loro morale e si permettono all'uomo, naturalmente il padrone cresciuto, all'avvocato professionista importante, di dare qualche suggerimento. E tutto questo naturalmente potrebbe far sorridere, invece ci fa capire che la natura, il paesaggio circostante, soprattutto il paesaggio diciamo verdeggiante, da dove c'è la vita e non c'è il cemento, prende posizioni molto decise contro la cementificazione naturalmente della nostra campagna, magari della campagna aperta che una volta si vedeva, si gustava dall'alto piano di Asiago e che ora si presenta naturalmente cementificata. E il disagio è profondo ed è una protesta più che motivata. E io ho sentito queste descrizioni di tipo paesaggistico proprio in un rapporto idillico che raggiunge l'ispirazione poetica, perché si sente l'autore calato in questa visione che diventa quasi estatica ma realistica nello stesso tempo, e l'ho sentito confortato nonostante una certa visione che tende ad essere piuttosto critica, piuttosto pessimistica, però quando è di fronte alla bellezza e alla suggestione del paesaggio, in tutto il libro si coglie veramente l'ammirazione, si coglie una animazione, cioè la natura diventa una specie di ulteriore famiglia
che lo accoglie nella sua pace. Ricordo il confronto che fa fin dalle prime paginette tra la pace del Tormeno e invece la costrizione, la vita sacrificata della città. Campagna, collina, montagna e città. Vive in un rapporto naturalmente profondamente drammatico. E mi è parso di cogliere addirittura una specie di sensibilità religiosa di tipo panico. Mi ha fatto pensare a Leopardi, in particolare all'infinito, al verso finale dell'idillio, del piccolo idillio, di naufragare dolce in questo mare. Quindi nella conflittualità, nei tormenti, nelle angosce dell'esperienza quotidiana e magari anche della scuola, soprattutto in un determinato periodo, poi anche nell'attività professionale, la possibilità di evadere dalla città e trovare o sui colli o in montagna, ma non soltanto le montagne vicine, ma anche le Dolomiti, oppure anche in qualche spiaggia remota, perché ha viaggiato molto, ha sperimentato molto questo contatto con la natura, trovare la serenità, trovare, possiamo dire, l'armonia, anche se naturalmente non che trovi questa pace soltanto nel conforto della natura, che qui fin dall'inizio gli avevo anche segnato alcuni scorci descrittivi che ho trovato fin dall'inizio ma anche verso la fine, e quindi vuol dire che è un tema molto caro e molto presente, che gli dà anche quello slancio di essere un qualcuno che testimonia però profondamente ispirato e animato da una sensibilità. Però devo dire che nella sua missione non è solo quella di scrivere per non dimenticare, e qui soprattutto nella seconda parte ovviamente i ricordi passati si affastellano, ma non in maniera disordinata, con le esperienze presenti della seconda parte. Infatti il volume è suddiviso in due parti, la prima parte e poi la seconda parte, con le esperienze che poi chi leggerà potrà naturalmente scoprire, analizzare e capire anche meglio. E i ricordi del passato, le suggestioni del passato aiutano a vivere anche il presente, che domina naturalmente nella seconda parte. E allora è chiaro che a un certo punto anche le difficoltà incontrate possono essere viste con certo distacco, con una maturazione anche di giudizio, da cui sa e ha saputo trarre qualche insegnamento che gli è servito e che gli continua appunto a servire. Non vado a toccare l'argomento della sua attività professionale di avvocato, che gli permette di capire ancora di più quanto sia malconcia, potremmo dire, la nostra giustizia. Guarda caso, ieri statistica, la giustizia italiana è all'ultimo posto di una valutazione tra i paesi europei. Proprio notizia di ieri. Ho pensato subito a certe considerazioni che fa nella giustizia, e lui ha svolto la sua attività di avvocato professionista, liberissimo professionista, e da solo, non in uno studio, possiamo dire, con altri professionisti, con altri specialisti, quindi dovendo gestire le situazioni anche più problematiche, lamentando che, subentrando al papà avvocato nello stesso studio dell'avvocato, lamentando di non aver avuto il beneficio di essere figlio di tanto padre. E questa è una considerazione realistica, ma meglio per lui, che ha saputo naturalmente
rimboccarsi le maniche e quindi affrontare, ecco, direttamente e responsabilmente la situazione. Ci sono vari interessi che lo aiutano, non soltanto a questo amore per la natura, c'è anche la musica, per esempio. In queste paginette ritorna spesso la sua passione per i crotaioli, guarda caso. Anche qui, che coincidenza. Buon Beppi De Marzi ha deciso, non per cattiveria, neanche per stanchezza, ma per necessità, di lasciare i crotaioli. Io leggo questo libro e sento continuamente risuonare qualche disco dei crotaioli, ma anche la musica classica, tanti altri interessi culturali. Ad un certo punto, nell'ultima parte, compare anche un interesse che forse non ha dato le soddisfazioni che pensava, di creare un'associazione per presentare le tesi di laurea dei vicentini, e per qualche anno è riuscito anche a raccogliere le tesi di laurea, e poi ha avuto l'impressione che non ci fosse una grande abilità da parte dei laureati a disquisire sulle loro tesi, e quindi sembra essere un po', diciamo, sul distacco nei riguardi di questo impegno. Però ci sono stati anche impegni in Italia nostra, quindi interessi culturali molto, molto ampi, per cui a un certo punto non c'è soltanto una visione problematica, pessimistica della vita. E volevo però, ecco, concludere con un aspetto che avevo colto anche nei precedenti volumi. Il nostro Paolo ha sempre preteso di ricercare, infatti ha letto, a un certo punto c'è una specie di bibliografia di una letteratura molto complessa, che spazia naturalmente dalla storia delle religioni, dalla filosofia, all'esoterismo, poi all'esoterismo, dove dimostra di possedere una preparazione molto dettagliata, ha intessuto anche relazioni con qualche esperto di scienze esoteriche, ma soprattutto l'antropologia, cioè l'uomo nella sua realtà storica, come si è rapportato, come continua a rapportarsi, nella angosciata, devo dire, preoccupazione di scoprire la verità. Oserei dire che questo è una nota certamente di merito, e cercando di scoprire la verità, che non ha, a mio giudizio, ancora ben scoperto, sarebbe anche arrivato a qualche conclusione che magari gli può lasciare un pochino interdetto. Però se poi ci sono delle pagine che sono abbastanza forti per chi magari ha dei valori anche religiosi, però devo dire che la sua preoccupazione della dimenticanza o della mistificazione dei valori tradizionali rimane ben espresso un tormento costante, e la sua è una ricerca che continua. Però io oserei dire ci sono delle contraddizioni. Prima ho parlato della natura del paesaggio, ho fatto cenni agli affetti familiari. Ci può essere anche una distinzione che forse qui non è stata fatta e che magari, se riprenderà a scrivere o si continuerà a scrivere, potrebbe definire meglio, cioè i valori di un tempo che potevano essere anche o esclusivamente religiosi, che magari storicamente sono stati interpretati dagli uomini come mezzi per affermarsi in un determinato potere. Però rimane questa ansia dell'autenticità e della verità dei valori, magari anche cristiani,
anche religiosi, che sono un po', possiamo dire, costituiscono la linfa vitale e anche la giustificazione di un determinato impegno. Perché quando uno riesce a descrivere la natura, riesce, per esempio, in particolare che mi ha colpito simpaticissimamente, il suono delle campane. Non c'è un suono di campana in città che lui non annoti naturalmente nelle sue paginette. Il fascino delle campane sono prevalentemente, da quando abita sotto il monte, c'è il Monte Belico, le campane da monte, ma sono anche le campane di Santo Stefano, sono anche le campane di San Lorenzo, va anche un po' più lontano, sentire le campane del Duomo, cioè il fascino delle campane, che per lui è un qualche cosa di sacro. Direi che è quasi anche questa un'esigenza religiosa, perché accanto al suono delle campane non è il suono della campana fine a se stesso, ma è la campana che segna un determinato orario, e il suono della campana gli permette di girare lo sguardo e di vedere della gente che magari si avvicina a un determinato edificio religioso, oppure immagina nella sua fantasia. Ecco perché anche la ricchezza di questi ricordi, possiamo dire anche infantili e adolescenziali, ma poi anche via via nel corso degli anni, è una ricchezza che lo aiuta e lo accompagna costantemente. E allora, caro Avvocato Paolo, io sarei quasi spinto a rivolgere un invito e forse anche un auspicio, perché chiacchierando un pochino di questi giorni mi avrebbe fatto prevedere che ha finito di scrivere le paginette. Beh, intanto in queste paginette, ma anche negli altri volumi, ha dimostrato di saper scrivere non soltanto con correttezza da ex studente liceale che superato la quinta ginnasio comunque è andato bene, sempre bene, e poi all'università giurisprudenza naturalmente ha raggiunto meritatamente le sue belle soddisfazioni, ma devo dire anche con una ricchezza spirituale, con una sensibilità e soprattutto con la dottrina che ha assimilato, che ha acquisito anche attraverso tutte queste letture. Io credo che spazio per procedere, anche perché la scrittura, potremmo dire, come lo si può usare per tante altre attività culturali, salva la vita, permette di comunicare, quindi di dare un contributo naturalmente non soltanto ai suoi familiari o ai suoi magari ristretti lettori, ma speriamo sempre più numerosi, ma anche alla società in generale. E credo che nei tempi che lei descrive molto bene sotto aspetti preoccupanti, molto negativi, se non addirittura in qualche momento catastrofici, la testimonianza di qualcuno che sa sentire in modo adeguato e che soprattutto sa comunicare in maniera affascinante, direi che può essere un aiuto per se stesso ma anche per noi. Quindi auguri di poter continuare.